Qua. Allora, vediamo subito un altro messaggio, stanno arrivando numerosissimi. Pensate che stiamo toccando il fondo, pensate a quando toglieranno il blocco ai licenziamenti dalle cartelle esattoriali. Qualcuno farà un click e chiuderà l'impresa Italia. Nicola Rossi, cioè, stava parlando dell'esasperazione. Dicevamo prima, 950.000 occupati in meno, Istat, non abbiamo ancora il blocco dei licenziamenti. Quindi cosa succederà? Le cartelle esattoriali, eh sì, perché le tasse le stiamo pagando, non è che, cioè le tasse, le cartelle arretrate quando arriveranno arriveranno, perché non abbiamo... Figuriamoci. No? E cosa succede? Tutto questo sta creando un grave clima da un lato di esasperazione, ma anche di sfiducia. Di sfiducia, infatti è quello il problema. Non c'è più un'aspettativa di andare un po' oltre, no? Quello che si legge anche dai messaggi, rabbia, sfiducia e delusione anche, no? Cos'è che percepite voi nella categoria? Lei lo diceva prima fuori onda, bene? Sì, è vero, tantissima rabbia, poi preoccupazione, molta, perché insomma sono imprese, sono famiglie, siamo noi tutti quanti questi, quindi con tutte queste difficoltà. Poi, come dicevate prima, l'avete sfiorato un po' l'argomento, non sono state sospese tassazioni, non è stata cancellata qualcosa, cioè sono stati rimandati solo di qualche mese, magari di qualche periodo, però non ci sono qualche credito in imposta, però in realtà grossi interventi proprio che abbiano in qualche maniera aiutato le nostre aziende non ci sono state. Ci sono stati più di 1000 decreti che hanno solo fatto in alcuni casi perdere del tempo, perché anche adesso noi stiamo vedendo come associazione, stiamo seguendo i nuovi ristori e le assicuro che pochissime persone ci rientrano, quindi è un'ulteriore presa in giro, è una ulteriore discussione che anche noi abbiamo portato avanti, perché non si può incidere ancora sul volume d'affari, bisogna intervenire sui costi fissi come stiamo chiedendo, stiamo dicendo, perché bisogna aiutare le aziende su quello che sono i loro costi nonostante non siano aperti. Presidente, lei diceva questi ulteriori decreti che sono usciti sembravano poter salvare la situazione, invece lei dice che i vostri iscritti, gli associati, le categorie dei commercianti sono rimasti profondamente deluse. Un altro messaggio che arriva: parlate di fiere dimenticandovi delle sagre. Sapete che valore hanno? Sono decine e decine di sagre del Veneto, del Veneto, ferme tenendo al palo molti rivenditori e track di gastronomia. Assolutamente, ci sono i fieristi, ci sono i fieristi dei mercati di fiere, ci sono le sagre, è tutto fermo, è una situazione non gestibile e sta creando dei danni economici paurosi, perché ognuno vede la sua... Ma non hanno risarcimenti neanche questi? Ma allora, qui la questione dei risarcimenti. Ristori, come si chiamano? Ristori, quello che si vuole chiamare. Tanto, come diceva bene la Gabbanelli qualche sera fa, a tante tasse, a tanti interventi, o a interventi di questo tipo, di tipo economico come questo, gli cambiano il nome ma la sostanza non cambia. I ristori niente abbiamo avuto, con i rimborsi niente abbiamo avuto, questa è la realtà, cioè cambia il nome ma poi la sostanza. Allora, l'ultimo di Draghi sembrava, da come era stato profilato all'inizio, che andasse in una direzione abbastanza. Perché? Perché Conte all'inizio aveva utilizzato il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020 come pietra miliare, no, di raffronto, una roba assurda. Che da un punto di vista statistico può creare delle discrepanze paurose. Però Draghi, un po' perché le associazioni avevano evidenziato che non è su un mese che tu puoi fare, no, i paragoni, devi farli su un ambito di un anno, aveva imbroccato bene, quindi 2020 su 2019, però dove cade il discorso? Su quella famigerata media mensile. Allora, le perdite sono state di un anno, non di un mese. Tu non mi puoi rimborsare un mese, cioè lo chassis poteva anche andare bene. Perché il rimborso, chiariamolo per quanti non fanno parte della categoria, è un mese in toto. È stato rimborsato la percentuale su un mese, sulla perdita di fatturato 2020 su 2019 di un mese.
Ecco. Per cui 100 meno 50, quei 50 di media, mettiamo che uno fatturava 100.000... Non moltiplicati 12 mesi, ma basta. No, attenzione, una percentuale di quello che era scaglionata in funzione del fatturato. Chi fatturava fra 1 milione e 5 milioni, 20% di rimborso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la tua perdita è stata di 50.000 euro media mensile, tu avevi 10.000 euro. Cioè un soggetto che ha perso 600.000 euro in un anno, tu lo risarcisci con 10.000 euro. Ma è possibile? Manco l'IMU paga. Cioè siamo nella follia. Allora l'impianto poteva anche essere funzionale, è stata l'applicazione disastrosa. Chiaro. Leggiamo questi ultimi 2 messaggi che sono arrivati, giusto da ragione anche ai nostri telespettatori. Allora, vediamo un po' insieme. Questo dice: buongiorno, sono un agente di commercio e per ora ho ricevuto 2 volte i famosi 600 euro e poi mai un ristoro. Siamo sempre stati tagliati fuori e rappresentiamo forse il maggior numero di partite IVA. È verissimo, e questo è il problema. Non si è mai intervenuto perché poi c'era sempre quel benedetto riferimento ai codici Ateco, che sono andati via poi su nostra richiesta nell'ultimo decreto Draghi. E speravate che... Esatto. E invece... Assolutamente, forse non sono, ci sono categorie che devono essere più fortemente rappresentate in modo energico. Vediamo un altro messaggio prima di questo che era arrivato, che non avevo fatto tempo a leggerlo, vediamolo se la regia riesce a mettercelo in onda. Eccolo qua. Allora, scusate, dobbiamo guardarci in faccia e capire che se permettiamo a chi ci governa di imporci le tasse arretrate, questo voglia dire la nostra fine. Scendiamo in piazza ora e non dopo. Cosa dite a questo riguardo? Sì, non è semplice, cioè è difficile dare una risposta. Sono d'accordo su questa e secondo me cominceranno dei grossissimi problemi. Adesso cominceremo ad avere anche tutti carico fiscale e quindi cominceranno veramente ad esserci problemi anche di natura proprio monetaria per tantissime aziende. E sul fatto di scendere in piazza, adesso le categorie sono in piazza, si sono movimentate tantissime categorie. Tante città d'Italia sono andati a Roma, che io esatto, sì, tantissime categorie. È un momento particolare, sono d'accordo. Non mi chieda se effettivamente questa può essere la soluzione. Sicuramente bisogna continuare a fare proposte, perché evidentemente ho l'idea che ci sia una poca conoscenza del mondo economico nel suo complesso. Adesso anche questa può essere una provocazione, però le nostre piccole imprese, che sono un po' la caratteristica del nostro mondo Italia, no? Perché è un po' il nostro modo di lavorare, tutta questa bellezza di queste attività, bisogna salvaguardarle. E ho invece l'impressione che si stiano facendo dei ragionamenti su grandi numeri, su grandi attività economiche, che non si calano sulle realtà invece che con le quali noi ci confrontiamo quotidianamente, insomma. Sì, è un po' il discorso che facevamo prima in fuori onda, no? Sull'intervento sulle fiere. Allora, sulle fiere, le grandi fiere, le grandi strutture internazionali che lavorano sull'Expo, sull'estero, ci sono stati degli aiuti e sono arrivati. Certo. Chi lavora sul mercato interno, cioè quindi fiere nazionali, fiere territoriali, assolutamente. Si ignora l'Italia. Guarda, io faccio un esempio banale. Il Veneto, vogliamo vedere quante sono le imprese venete? 550.000 imprese. Queste 55.000 imprese sono tutte grandi imprese? No, sorpresa, il 98% hanno meno di 15 addetti. In questo 98% vogliamo andare a vedere quante hanno fino a 3 addetti? Il 95% del 98%. È lì il problema, perché c'è una visione, Draghi, Monti, in modo particolare durante Monti, Monti 15 giorni prima che Draghi diventasse Presidente del Governo, del Consiglio dei Ministri, ebbe a dire che le piccole imprese possono anche, cioè non le aiutiamo tanto, possono anche, come dire, venire a mancare. L'avevamo già capito col mondo. L'avevamo già capito prima, però credo che è una visione abbastanza, probabilmente, a giudicare dagli esiti degli interventi, forse una visione concreta.
Questa era una preoccupazione. Chiaro. Mentre la piccola impresa, la microimpresa è quella che tiene l'ossatura della nazione. Il PIL è là, lo produciamo noi. Fismo Confesercenti dice 70%, è un messaggio: sono stufo pure di lamentarmi, quando andate a batter cassa a Roma avvisatemi, e avviseremo. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi leggo il Fismo Confesercenti comunicato tra poco.